Eccoci tornati in diretta in studio TV7 Match, prima tematica della serata. Parliamo di questo, possiamo chiamarlo neocolonialismo, che affama i popoli e li rende anche ulteriormente poveri, e lo vediamo dall'Africa, da quello che è avvenuto in Libia in questi anni, ma in tanti altri paesi africani. Lo vediamo anche di quello che sta succedendo in Venezuela, dove le lunghe mani come dire, di paesi importanti cercano appunto di cambiare le sorti del paese per poter accedere alle risorse. Queste risorse, soprattutto il petrolio, che sembrano essere quasi una condanna, no Armando? Il petrolio è una risorsa, naturalmente chi ne ha bisogno in questo momento se ne appropria, perché stranamente il petrolio nasce sempre nei paesi più poveri. I paesi più ricchi sono privi e di conseguenza, siccome quelli più ricchi hanno bisogno, vanno a prenderselo, ma non lo pagano. Ma non è solo il petrolio, ovviamente il rame, così vale per tutte le altre materie prime, che l'Africa è piena, e quindi la problematica è come gestire, far che gli africani gestiscano l'Africa. Gli africani non hanno il concetto di nazione, non hanno il concetto di continente, hanno un'idea molto più semplice, molto più umana, naturalmente esce fuori da quello che è lo schema mondiale della gestione delle grandi risorse, delle grandi ricchezze, e di conseguenza diventano strumento delle multinazionali. E qui naturalmente abbiamo con noi dei testimoni di questa Africa che viene massacrata quotidianamente ancora adesso, e passerei la parola a loro perché è la cosa più interessante. Sentiamo proprio padre Gaetano, 25 anni, lei è rientrato da poco in Italia. Sì, sono ritornato metà settembre. E 25 anni passati dove? 25 anni in due momenti, 8 anni prima e 17 poi. Allora ho vissuto di questi 6 anni in Congo, 11 nel Togo e 8 nel Benin, quindi l'Africa centrale e l'Africa occidentale. Nel Congo ha vissuto un Allora, sono arrivato nel Congo nel 2001, c'era ancora l'onda lunga della liberazione di Kinshasa, però eravamo tutti ancora bloccati in casa, cioè uscire da Kinshasa era sempre pericoloso. E poi pian pianino comunque si è potuto andare uscire un po', perché eravamo tutti dentro tutte le case circondate da muri con o il filo spinato sopra o i pezzi di bottiglia, no? Perché era pericoloso. Tra l'altro quelli che avevano più pericolo erano anche i militari. Quando quella notte dovevo portare un giovane, ero con dei giovani in formazione all'ospedale per un attacco violento di malaria, verso le 2 dico: guarda, tieni duro fino alle 4:30, 5, perché sai che per andare all'ospedale dobbiamo passare là dove c'è il campo militare e là ci può succedere di tutto. Quindi questa insicurezza, no? E allora, da che parte incominciare? Incominciamo da quella che è la presenza, chiamiamola così, occidentale, l'influenza che è dei grandi interessi economici. Allora, il titolo dice petrolio, però aggiorniamo per l'Africa e mettiamo quello che oggi è il metallo più problematico, il coltan. Coltan vuol dire che tutti gli strumenti elettronici hanno questo elemento dentro, e si potrebbe fare una serata solo sul coltan, anche per come è preso, per esempio cacciando la gente. Tu fai un piccolo massacro e nel giro di 50 km tutti spariscono. Questo è quello che avviene ancora adesso. È quello che avviene. E poi sti bambini che entrano dentro i cunicoli per scavare con le mani questa polvere nera. Quindi tutti i nostri telefonini hanno questo dentro. Per quello che una delle immagini qualche volta si dice: guarda, prendi il tuo telefonino e vedi che gronda sangue. E poi si dice, per spiegare ai telespettatori, fanno dei fori nel terreno, infilano dentro questi bambini entrano dentro. Quando queste gallerie quindi crollano, si capisce subito e poi non è che siano pagati questi bambini, insomma, voglio dire.
E tutto questo parte. E il prodotto viene venduto. Cioè viene portato quindi le multinazionali, evidentemente le autorità sono tutte al corrente e hanno la loro parte, e allora chi può opporsi oggi allo sfruttamento del coltan? Nessuno. Si blocca tutto, perché si bloccano tutti gli strumenti diciamo elettronici, si bloccano tutti senza il coltan. Cioè si spengono i telefonini. Si spengono i telefonini o si spengono i computer sì. E quindi tutto si blocca. È per quello che nessuno dice niente del coltan. Quindi questo serve veramente una... certo. È l'ultima mattanza dei giovani. Esattamente. Ma però c'è prima la mattanza della gente per liberare il posto. E poi questi. Cioè, mi viene in mente un racconto di Verga. Ciaula scopre la luna, no? Si ricorda di questo giovane siciliano che lavora dentro una galleria per tirare fuori il sale o lo zolfo, adesso non ricordo, lo zolfo, sì, e vive dentro questa galleria giorno e notte, e improvvisamente una sera risale fuori attraverso la scala e scopre che cosa? Che in cielo c'era la luna. Non l'aveva mai vista. Ecco, mi pare che è anche una vita vissuta in Italia nell'Ottocento, quando lo zolfo era una materia prima che ha fatto scatenare guerre nel Regno delle Due Sicilie, motivo per cui sono stati battuti i Borboni. Gli inglesi avevano interesse lì. Gli inglesi avevano la concessione per lo sfruttamento dello zolfo, che era uno zolfo puro al 99%. Pagarono la nave a Garibaldi. Sì, no, il Piemonte e il Lombardo furono comprati da Vittorio Emanuele II con cambiali che pagò a Rubattino. Quindi Rubattino, nonostante avesse fornito le navi, non era considerato un patriota. E siccome Vittorio Emanuele II era messo molto male economicamente, ma quando conquistò il Regno delle Due Sicilie si rimise in carne, diciamo, e offrì. Ma gli inglesi gli consentirono di sbarcare a Marsala e misero a disposizione di Garibaldi, questo non si può dire perché sennò non siamo più patrioti, 3.500 truppe scelte ungheresi e inglesi che fecero quello che fecero. E i garibaldini era la bandiera. Perché normalmente gli inglesi sono capaci di fare queste cose. Allora come oggi. Sì. Io sono felice di queste immagini che stanno passando, perché mi chiedo intanto i telespettatori che cosa pensano, e che cosa penso io. Credo che siano immagini dall'Etiopia, ma fanno vedere quanto l'Africa sia in pieno fermento. Cioè l'Africa è il continente giovane, è il più antico se vogliamo, ma è il più giovane per popolazione, quindi pullula di milioni di giovani, di ragazzi che sognano un avvenire. Poi evidentemente si infrange questo avvenire spesso nel loro venire in Europa, vero? Ma questo era vero anche 60 anni fa, quando i primi africani dell'indipendenza hanno messo piede in Europa sognando che le strade a Parigi fossero plasticate d'oro, poi scoprono la realtà. Però ripeto, è un continente molto... e che ha colpito innanzitutto noi. Quando io avevo 24 anni, la prima volta che sono sbarcato in Africa, in Uganda, poi il Ruanda e poi il Burundi, da cui, come può succedere anche a noi occidentali, vero? I comboniani sono stati espulsi, lo erano stati prima dal Sud Sudan, lo sono stati poi in Mozambico, cioè anche la nostra presenza di occidentali, credo motivati da profondi valori morali, sociali e anche religiosi, vero? Non sempre troviamo da parte delle autorità quell'accoglienza che sembrerebbe scontata, no? E del resto il bene che si fa, credo e sono convinto che bisogna anche pagarlo. Quindi è giusto che l'Occidente paghi nelle sue persone, quindi anche nei suoi missionari, i suoi volontari, paghi il bene che sta facendo. Non auguro a nessuno di essere rapito, evidentemente, che è una tristissima esperienza. Ma è vero che il bene che anche tanti nostri veneti, dottori, volontari, suore, religiosi, missionari,
compiono attualmente nel mondo, dappertutto, vero? Ma direi particolarmente in Africa, perché metà dei missionari presenti in Africa oggi sono di origine triveneta. Dobbiamo andare orgogliosi di questo, vuol dire che questo popolo ha ancora una sensibilità nei confronti di queste cose, ma io ricordo anche la bellezza del Burundi, per esempio. Ora non faccio pubblicità turistica, però sono paesi, quelli del centro dell'Africa, meravigliosi da un punto di vista natura. Mi ricordo ancora le ore che a piedi facevo con lo zaino in spalla, allora avevo 25 anni, per andare a visitare le comunità sulla cresta Congo-Nilo, là dove piove molto, dove praticamente nasce il Nilo, vero? Le acque del Nilo che poi vengono nel nostro Mediterraneo e che sono anche simboliche da questo punto di vista. L'Africa nutre il nostro mare, vero? Con un fiume come il Nilo. Ecco, beh, sicuramente da un punto di vista... Abbiamo interrotto la narrazione del nostro ospite. Allora, padre Gaetano, diceva che i bambini, è uno degli esempi. Il coltan è uno, ma si dice che Dio, una volta che ha fatto la terra, poi è passato a distribuire i metalli con una sporta, è arrivato sopra il Congo, si è rotto il fondo della sporta e quindi tutto è caduto lì. Quindi se noi prendiamo questa striscia, che poi entra anche in Centrafrica, lì si trova di tutto, cioè è la zona più ricca. Questo poi prendiamo l'acqua, il fiume Congo. Quando ho visitato la diga di Inga, che manda la corrente in Sudafrica, io pensavo che fosse il fiume sbarrato. Mentre è arrivato lì vedo il fiume tutto in fondo grande che scorre e poi un rigagnolo che esce. È stato fatto un muretto per tenere il livello dell'acqua, perché quando è basso a 35.000 metri cubi al secondo, quando è alto 55.000, pensate quindi che potenza. Ecco, questo rigagnolo alimenta 6 turbine fatte dagli italiani nel 68. La manutenzione in Africa è sempre scarsa, ne funzionano 3 e arriva la corrente in Sudafrica. Questa stessa acqua fa un altro saltino e fa funzionare 8 turbine fatte dai francesi, di cui ne funzionano 4. E queste portano la corrente dove? Anche in Sudafrica, anche in Congo. Per cui qualche volta in un certo momento passavano questi piloni dell'alta tensione, fatti dagli italiani, quindi sono i classici piloni dell'alta tensione nostri, no? Però vanno, e qui la gente sotto non ha corrente. Ecco, no, spieghiamolo questo, cioè che i congolesi non hanno la corrente. Allora, a Kinshasa arriva, però l'impianto è talmente vecchio e poi sono cavi buttati lì. Ogni tanto qualche cavo salta e qualche persona ci salta sopra, per cui vi assicuro che avere la corrente continua è veramente... Cioè, quando arrivava la corrente c'era l'applauso generale nella città, per cui potevi stare anche dei giorni senza corrente, perché bisognava avere un gruppo, se no non facevi niente. Noi in Togo approfittavamo soprattutto della corrente che ci veniva da Kosombo, una grandissima diga costruita da noi italiani, sul Volta. Perché poi sarebbe bello parlare anche di questo aspetto. Evidentemente noi italiani in Africa facciamo i nostri interessi, ma gli africani ce l'hanno chiesto, ma sempre fatto un certo che sia stato un Nkrumah a chiedere agli italiani, quindi il primo presidente, quello del Ghana indipendente nel 1957, che chiede agli italiani di costruire questa grande diga su quello che è il Volta, e che dà elettricità anche a noi del Togo, vero? Noi approfittavamo di quello. Ed è bellissimo visitare, è un posto meraviglioso visitare la diga di Kosombo, ma gli italiani stanno facendo la grande diga del millennio in Etiopia, l'Impregilo e queste nostre grandi industrie. E quindi guarderei anche positivamente. È vero che andavamo a bombardare, vero? A bombardare, a bruciare le capanne di chi non ci aveva fatto niente, come direbbe Don Lorenzo Milani. Questo era il nostro colonialismo, perché non possiamo dimenticare questa piccola parte di responsabilità, o grande, che abbiamo anche noi, vero? Mai dimenticare la nostra Libia, la nostra Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia, grazie a Dio, va molto meglio, siamo stati per poco tempo. Ma gli africani credo che vogliono bene a noi italiani e hanno voluto mettere da parte il nostro aspetto peggiore per tenere ciò che è bello, positivo. Il fatto comunque che il caffè, anche a quelle che erano le nostre serve di casa, là dove eravamo, glielo davamo. Cioè,
che significa molto secondo me, cioè significa che riconoscevamo comunque la dignità della persona che era al nostro servizio. Poi è chiaro che l'Africa stiamo ancora sfruttandola in maniera decisa, migliorando, perché poi nelle scuole la mia sorpresa è che i nostri ragazzi non sanno che cobalto, queste cose, questi minerali di cui parliamo, lo stesso, io credo che la maggior parte di ciò che l'ENI produce è petrolio che viene dall'Africa. E forse noi stessi ignoriamo, no, le ultime scoperte grandiose, vero? Come quella nelle acque dell'Egitto, no, certo, quelle nelle acque del Mozambico. Certo. Il Mozambico è uno dei paesi più poveri del mondo, che rischia di diventare la quinta nazione produttrice di gas al mondo. Certo, ma il problema però è che questa ricchezza non resta lì. Questa ricchezza purtroppo... Anzi, molto spesso quando ci guardiamo i paesi col petrolio stanno peggio degli altri, hanno più problemi degli altri, hanno più di instabilità, perché dove ci sono interessi ovviamente lì ci sono attenzioni che vengono da fuori più forti e ci sono più conflitti, sembra quasi una disgrazia il petrolio invece che una fortuna. Confermo. Certo. E quindi veramente questo pone grandi interrogativi, perché noi spesso ci lamentiamo che vediamo invadere, ci sentiamo occupati, invasi eccetera, però ci dimentichiamo anche di capire le ragioni perché questi fatti avvengono. È giusto che si faccia informazione come si fa questa sera per sapere le responsabilità che noi abbiamo, parlo noi come occidentali, come europei, ma non solo europei ma anche tutto il mondo occidentale che ha sull'Africa. Se pensiamo per esempio alla Francia, abbiamo visto delle grandi discussioni e anche adesso, polemiche. Adesso ne parliamo. Andiamo dopo avanti. Se guardiamo le polemiche, visto che all'ordine del giorno le polemiche con l'Italia eccetera, la Francia, ma non solo la Francia, gli Stati Uniti, l'Inghilterra hanno grandissime responsabilità e quindi poi fare lo struzzo, far finta che il problema così, è giusto che chi crea il problema quantomeno se ne faccia carico, e questo è un tema non so che forse approfondiremo più tardi. Certo, io volevo proporvi quello che ha detto il Premier Conte a Strasburgo. Dal suo intervento a Strasburgo la parte che è emersa è stato il fatto che è un burattino di Di Maio e Salvini, però invece nel suo intervento Conte ha parlato di altro. Ascoltiamolo. Se l'Europa ambisce a essere un punto di riferimento anche sul piano dei valori, ebbene deve farsi promotrice di un nuovo approccio ai problemi dell'Africa. Deve perseguire un nuovo modello di cooperazione, ispirato al partenariato fra uguali, in uno spirito che vuole accrescere le opportunità e al contempo le responsabilità da entrambe le parti. Non possiamo rimanere indifferenti al fatto che la maggioranza della popolazione africana, uomini, donne e bambini, vive in condizioni disumane di povertà nonostante le considerevoli risorse naturali di cui dispongono i rispettivi territori. Né possiamo rimanere indifferenti di fronte al fatto che buona parte della ricchezza generata dall'economia africana si disperda tra qualche migliaio di società offshore dislocate in paradisi artificiali o comunque vada a beneficio di investitori stranieri. Ecco, questo è quello che ha detto Conte a Strasburgo. Avete letto qualcosa di questo sui giornali? No. È poco Solo le polemiche solo il create. burattino. C'è la polemica con Ferroccia. No, ma non si può non dargli ragione. Ma ha ragione, certo, ma è questo. ha ragione al 100% perché l'Africa è la sfida del futuro. Peccato che nei fatti non ha ragione, perché nella manovra finanziaria il fondo per la cooperazione internazionale è pari a zero, cioè questo governo ha azzerato il fondo della cooperazione internazionale, quindi la politica italiana se ne strafotte altamente, quindi parole bellissime e condivisibili, però nei fatti è l'esatto contrario, cioè proprio non c'è assolutamente nessun stanziamento per la cooperazione internazionale, quindi anche qui troviamo le contraddizioni di tante belle parole ma che nei fatti non trovano assolutamente riscontro. La vera cooperazione internazionale però, anche lì dobbiamo mettere, secondo me, sottolineare diverse cose. Io ho poca fiducia di certi organismi internazionali, FAO, ONU, eccetera, su quelli che fanno UNICEF e quant'altro, perché a mio avviso gli unici soldi che arrivano a destinazione sono quelli che vanno a questi missionari qui.
perché sapete, loro sono lì e ci sono testimonianze di persone che veramente si dedica agli altri e fa qualcosa di concreto. Molto spesso questi grandi organismi mangiano, servono a mantenere gli apparati, le strutture, i loro funzionari sono in splendide ville in Africa, super stipendiati, e poi riempiono di spot televisivi di fare l'obolo per l'Africa. Gli oboli lì buona parte ahimè non vanno in Africa, e se vanno anche male, per non parlare poi della corruzione che c'è all'interno di questi organismi. Quindi chi fa beneficenza, chi fa aiuto con l'Africa, seguire i progetti anche sull'Africa che fanno attivati dal mondo dei missionari, tra cui nel Veneto ne abbiamo grandi esempi, è il modo migliore per aiutare concretamente l'Africa. Io conosco anch'io persone che come volontari vanno là, fanno impianti di irrigazione, vanno nel campo medicale, eccetera, e ci sono tantissimi progetti, quindi informarsi, aggregarsi a questi e dare semmai supporto a questi canali, perché dare soldi in altra direzione significa molto spesso sono soldi che poi non vanno in Africa ma tornano ancora nelle tasche di qualcuno qui in Europa. Io condivido quello che dice Valdegamberi, allora metterei anche i soldi però delle bombe che vengono sganciate anche in queste ore in Yemen, violando la legge 185 del 1990, che impedisce all'Italia di dare armi a paesi che sono in guerra tra di loro, e questo governo, come i governi precedenti senza distinzione, continua a finanziare armi, bombe, facendo le guerre ai paesi, in questo caso sto parlando dello Yemen. Quindi tante belle parole Valdegamberi, però noi continuiamo a essere uno dei principali produttori di armi, e poi ci lamentiamo delle conseguenze che queste armi provocano, quindi migrazioni, spostamenti di massa. Aiutiamoli a casa loro, però intanto gli buttiamo le bombe a casa loro. E possiamo aggiungere anche quelle di Boko Haram. Certo. Sembra che anche i famosi jihadisti del nord della Nigeria, vero, che stanno gettando scompiglio e in Niger e in Camerun, oltre che in Chad e la Nigeria, si servono realmente di armi fatte in Italia. Sappiamo tutte queste cose, che non abbiamo il coraggio, nessuno di noi. Padre Zanotelli e Papa Francesco hanno ancora il coraggio di parlare di commercianti di morte, ed è vero. E noi però appunto facciamo i discorsi che fa il nostro Presidente del Consiglio, salvo poi prendercela soltanto con la Francia. Io direi che dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo noi in quanto italiani, perché anche noi siamo presenti in Africa, e non solo con Leni evidentemente. È lei che ci rappresenta, tutti la conoscono, con tante armi. E tanti paesi africani ricorrono veramente a Leni, che scava di più. Ecco, prima Valdegamberi ha citato una parola sicuramente che come dire, è protagonista in tutto questo, e cioè quella della corruzione, perché paesi bellissimi, ricchissimi, però poi appunto armi piuttosto che gli interessi delle multinazionali. Cioè ci sono delle concessioni, com'è che funziona? Allora io direi che c'è un programma ben preciso fatto dai governi, che poi il primo governo più alto è sempre quello della finanza, no? Quindi prendiamo l'esempio della Francia, potremmo prendere anche quello della Cina poi. Dopo ne parliamo. La Francia ha colonizzato una gran parte dell'Africa, soprattutto occidentale. Questa colonizzazione viene dopo la tratta degli schiavi, e una gran parte degli schiavi sono partiti da quello che è chiamato la costa degli schiavi, il Golfo del Benin, il Golfo di Guinea. Quindi noi a Ouidah, in Benin, abbiamo la porta del non ritorno, dove sono partiti 2 milioni di schiavi. E con le conseguenze di questo impoverimento di persone si è visto. Cioè la popolazione è stata impoverita, ma proprio geneticamente, diciamo, no? Ecco, allora, quindi, dopo questa tratta che fino a metà 800 funzionava ancora legalmente, poi è continuato a funzionare illegalmente, e che continua ancora a funzionare, questo sarebbe tutto un altro grosso discorso, cioè, la vendita degli schiavi oggi, i bambini schiavi, le bambine schiave oggi. Ci sarebbe tutto una finestra da aprire qui che ci farebbe paura. Allora arriviamo alle indipendenze. Le indipendenze è nato, diciamo, il neocolonialismo, quindi il rapporto tra la colonia e tra la madre patria, diciamo, certo, e le colonie è continuato a livello economico. Giusto una parola sul franco CFA. È nato nel 1945, che si chiamava il franco Colonie Francesi d'Africa. Certo.
pari, cambio diciamo franco-francese e franco-CFA stabile. Poi con l'euro è diventato stabile, quindi 650-55 franchi CFA ti danno un euro e danno stabilità, e la stabilità è sempre una buona cosa. Può ripetere quanto? Il cambio quanto 655. 600. Quindi Sì. un euro è 655 franchi CFA. Quindi io ho vissuto i miei 25 anni, 6 nel franco congolese, che è nato nel 98. Per avere un franco congolese occorreva un dollaro e qualcosa. Adesso corrono 1000 franchi congolesi per prendere un dollaro. Quindi capite cosa succede a livello economico. L'altro ha conservato una stabilità. Evidentemente è una stabilità fatta da uno strumento neocoloniale. Quindi se quando è nato l'85% della risorsa che dà base alla moneta cartacea partiva in Francia, poi è diventato il 65%, adesso è il 50%. Evidentemente, come dicevamo anche prima, in questi contratti ci guadagnano tutti e due. Sì. Ci stanno guadagnando tutti e due. Quindi prendersi a quel franco non credo che sia proprio... È vero, però non è solo il franco. È la France-Afrique. Allora, France-Afrique, solo 3 frasi. De Gaulle che dice: gli stati non hanno amici, hanno interessi. La Francia in Africa non ha amici, ha interessi, e quindi poi si applica con dei consiglieri militari, consiglieri politici, con monopoli di commercio, con fissare i prezzi. Il buon Chirac nel 90 dice: la democrazia è un lusso per l'Africa. Ora i cambiamenti avvengono solo nella democrazia. Nelle dittature non puoi cambiare queste situazioni. Quindi, pensando di progettare un nuovo modo di rapportarsi all'Africa, dobbiamo passare per la democrazia, ma quello ti dice è un lusso. E poi ti dicono un'altra: hai visto che aveva ragione? Congo, 30 dicembre, elezioni politiche, elezioni del presidente, la Chiesa ha messo 40.000 osservatori, dice abbiamo il risultato. E il risultato poi è stato dato un altro, e le voci dicono chi avrebbe vinto aveva il 60%, 59% qualcosa, chi invece è stato dichiarato vincitore aveva un 20%. Andiamo in Gabon, stessa cosa. Chi ha applaudito per primo a queste elezioni? Gli Stati Uniti e la Francia. È chiaro. Quindi, che allora la democrazia non c'è. Veniamo all'altro dato, sempre di Chirac, che dice nel 2008 senza l'Africa la Francia scivolerebbe a livello di potenza del terzo mondo, perché il 42% dell'economia la sostiene l'Africa. Quindi loro hanno un progetto chiaro, noi abbiamo parole e forse non abbiamo forza per farlo applicare. Per intanto però loro il progetto è chiaro. Cambia il presidente, non cambia niente. La France-Afrique va avanti come un treno. Capite che abbiamo un Golia davanti, però questo Golia è quello che sta provocando anche la migrazione. La migrazione è un fenomeno di popoli da sempre, e noi italiani, un po' quella interna, un po' quella all'estero, insomma, la conosciamo. Vogliamo dimenticarla adesso? Un po' strano, Ecco, qui, però in questo momento c'è più forza evidentemente da queste situazioni. Gaetano ha fotografato bene la situazione. Difatti la fotografia è perfetta, che si sapeva, questi paesi qui, tutta l'Africa subsahariana e diciamo quella, l'Africa francese, chiamiamola così, contengono 18 paesi, erano 14 paesi, tutti questi da quando se ne sono andati i francesi, che non sono mai andati di fatto, è solo un'apparenza, hanno imposto una serie di condizioni. Primo, il fatto che l'esercito comunque è controllato sempre, l'esercito è controllato sempre dalla Francia, quindi hai controllo militare su questi paesi. Hanno accordi ben chiari, la formazione avviene a Parigi, c'è tutta la formazione, ditemi se sbaglio. Secondo, l'economia ovviamente è strettamente collegata, c'è un sistema quasi di monopolio dell'economia francese su questi territori. Hanno un diritto di prelazione. Hanno un diritto di prelazione di fatto su tutte le materie prime e quindi l'economia è sotto controllo. Terzo, ho letto, non so se sia vero, che addirittura hanno un debito, siccome hanno fatto delle infrastrutture, i francesi hanno stabilito che c'è un debito coloniale che devono anche pagare economicamente dai bilanci di questi stati verso la Francia.
e poi la moneta, che anche gli aspetti anche positivi che abbiamo detto non è tutto così negativo come può apparire. Insomma, io mi domando se qualcuno, se un governo non è conforme, non segue le direttive di Parigi, e quel governo lì c'è un golpe pronto per destituirlo. Quindi io mi chiedo, di fronte a tutto questo, che coraggio c'è a dire a lamentarsi che le persone vengono qua? Con che coraggio qualcuno che ha l'Europa deve adottare, quando l'Europa adotterà, ciascun Stato europeo nelle aree di influenza adotterà una politica diversa, abbiamo diritto a parlare, altrimenti abbiamo solo dire mea culpa su queste cose. E credo che la Francia in particolare, e quindi quando qualcuno ha rilevato anche del governo italiano le responsabilità francesi e la Francia si è sentita offesa e richiama gli ambasciatori, c'è poco si è offesa, come ha detto qualche politico nel passato, senza la forza della Francia, l'economia della Francia, senza l'Africa francese non ci sarebbe più. La Francia sarebbe declassata a un paese forse tra i più poveri d'Europa, perché ormai non è stata mai abituata a vivere senza colonialismo. È parte integrante dell'economia francese il colonialismo. L'ultima cosa che vorrei dire è l'informazione. La Francia ha 3 mezzi fortissimi: RFI, Radio France Internationale, TV5 e France 24. Sono le cose più seguite, cioè tu senti gli africani del Benin, del Togo, più preoccupati delle elezioni in Francia che delle loro elezioni. Loro. Cioè, quindi la loro testa è lavata, sì. e sono radio bellissime, cioè la professionalità è stupenda. E con questo quindi controllo del territorio. Si controlla, si tiene. C'era Luigi che voleva intervenire. Allora sì, non sono completamente d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, perché comunque questo, diciamo, rapporto che c'è economico stretto tra queste nazioni e la Francia è un po' quello che accade nell'Unione Europea. Cioè, di fatto noi abbiamo una banca centrale europea, non abbiamo un'autonomia noi per quanto riguarda la nostra moneta, perché di fatto abbiamo scelto di adottare una moneta unica, quindi c'è un'interdipendenza degli altri stati, e questo ha i suoi pro e i suoi contro, come tutte le cose. Un grande pro di queste nazioni che appunto hanno questi legami stretti economici con la Francia è quella di avere un'inflazione controllata. Proviamo a pensare a quello che è accaduto recentemente nello Zimbabwe: c'è un'inflazione fuori controllo e c'è la popolazione totalmente alla carestia, e non si può neanche dire che stanno tutti male, che stanno tutti peggio, perché dire tutto così vuol dire proprio non conoscere l'Africa. Se noi pensiamo a nazioni come la Costa d'Avorio, che hanno una crescita esponenziale al 7, all'8%, con una disoccupazione che sta diminuendo, con un accesso all'istruzione che lentamente però sta aumentando negli anni, l'accesso all'acqua potabile, non posso paragonarlo con la Guinea-Bissau, che invece sta vivendo una recessione e una crisi spaventosa, e sono sempre nazioni collegate all'economia francese. Quindi non si può dire sono tutte così, sono tutte alla fame perché sono tutte collegate alla Francia. Ci sono delle differenze d'una all'altra. Il Senegal è un'altra differenza ancora. Il Senegal ha anni altalenanti, però mi sembra che adesso, bene o male, l'economia senegalese in generale sta andando bene. Ripeto, non si può fare di tutta l'erba un fascio dicendo che l'Africa o tutte quelle nazioni collegate alle come si chiama? CFA sono tutte appunto, diciamo, nella povertà assoluta, perché non è così. Tant'è vero che da parte di quelle nazioni lì non arrivano neanche migranti. Il problema, se vogliamo dircelo, e spero che un giorno ce lo diremo, è il tasso di natalità che c'è in Africa, perché ormai la proporzione è di 4 bambini per donna in Africa. Si parla che nel 2050 arriveremo a 2 miliardi e mezzo di persone che vivranno in Africa, il raddoppio della popolazione del continente. In Occidente invece sta diminuendo. Dato della settimana scorsa, nel 2018 abbiamo perso ancora 150.000 abitanti in Italia, ma ci vengono a raccontare che siamo invasi e che non ci stiamo più, cosa non vera, e invece abbiamo un'Africa che sta crescendo in maniera esponenziale. Quindi questo è il punto, un discorso demografico, che prima o poi ci sarà una redistribuzione sul pianeta delle persone che, per motivo principalmente demografico, perché ovviamente può anche crescere il PIL dell'8%, ma se ci sono 4 bambini per donna non è sostenibile, diciamo, per una nazione. Ma perché ci sono 4 figli per donna?
Le ragioni, le sa, sono tantissime, sono religiose, perché anche in Italia non eravamo tanto diversi 40-50 anni fa, negli anni 60, ecco, e c'era una povertà più... Ecco, dai che ci arriva. culturali, le ragioni... Beh, insomma, ma anche tipologie di società. Io ne ho 3, mi sono quasi africano. Ma perché è un dramma che una donna africana abbia 4 figli? Perché è un dramma che una donna africana abbia 4 figli? Io non vedo un dramma, non vedo per nulla un dramma, anzi... È una forma latente di razzismo. Ecco, difatti gli africani hanno una paura enorme delle vaccinazioni, è per sterilizzarci, e qualche volta devono fare le vaccinazioni con i soldati. Allora, chiaramente si dice che l'AIDS è per diminuire gli africani, cioè c'è tutto un pensiero che il mondo occidentale vuole che noi africani diminuiamo come numero di persone, quindi bloccare le nascite. Quanti aiuti sono stati promessi se funziona la denatalità, se funziona la contraccezione, se funziona quell'affarino che mettono là sotto pelle, che poi rende sterili? Quindi c'è questa paura enorme, evidentemente la reazione ne facciamo ancora di più. Sì, ma non solo. Ma guarda che ha risorse più che sufficienti per i 4 figli d'Africa, anzi neanche per 12 figli. Il problema è che il problema sta in altri termini, non è, loro hanno risorse, cioè ci sono paesi con così tanta ricchezza che ne potrebbero mantenere di figli finché vogliono. Il problema è che quella ricchezza lì non rimane nulla per loro. Certo. No. È una crescita un attimo. Il problema è un altro. Quando un paese è ricco non si riproduce più, è finito. È la povertà, è la semplicità, è la parte dell'aspetto biologico delle persone che vivono una vita normale, un rapporto normale. Se no, noi siamo ricchi e dobbiamo pagare il telefonino, dobbiamo pagare l'auto, il cane, il gatto, abbiamo più cani e gatti di figli. No, siccome i figli non ci sono più, allora c'ho il gatto, e difatti poi il business oggi... secondo me stiamo toccando un soggetto che fa litigare anche gli africani, non solo noi. Io però, come quarto figlio di 10... sono innanzitutto di quelli che dicono che il nostro Triveneto e il nostro Nord è diventato grande grazie a questa fertilità. Sarà il nostro problema non far più figli, diventerà, lo è già dimezzato in 10 anni in Veneto. Ora poi, per quello che riguarda l'Africa, evidentemente è, come diceva il nostro amico, bisogna distinguere, è vero, ci sono tante Afriche. Io ne ho viste un po', dalla Tunisia all'Egitto, al Camerun, al Chad dove sono stato, il Ghana, il Togo, il Benin, evidentemente il Camerun, cioè ci sono paesi che sono spopolati. La Namibia fa 3 volte l'Italia, 2,5 milioni di abitanti, il Gabon ha 1,5 milioni di abitanti, 2 milioni. Ed è un paese vicino alla Nigeria che è 3 volte l'Italia, ma ha già 3 volte la nostra popolazione, e sarà appunto, credo che di questo passo nel 2050 saranno i nigeriani, che sono pericolosi per la loro mafia, saranno tanti quanti noi europei. Ma per tornare un attimo al Franco CFA, queste cose fanno litigare anche gli africani. Io mi diverto, noi siamo di formazione francese, francofona, io mi diverto ad assistere ai dibattiti che sulle loro televisioni o radio ascoltati in Africa, e le reazioni, perché poi i programmi migliori sono quelli in cui il telespettatore o comunque l'ascoltatore radio può intervenire. Litigano, che è un piacere, perché nemmeno loro, anzi c'è chi si vanta tra di loro di aver preceduto l'Europa con questo Franco CFA. Noi siamo stati più bravi degli europei, loro da 20 anni, noi da 50 o da 60 anni. Però il problema rimane, vero, di un'Africa che ha nella propria ricchezza la sua disgrazia, ma perché non c'è democrazia, e dovremmo aprire tutto un dibattito. Ma io vorrei parlare anche a nome dei miei fratelli africani, non che loro sentano che io li faccio la predica. C'è un vero problema di leadership in Africa, dove arrivati al potere non si molla più, se non quando si è veramente costretti, ma non è solo l'Africa, e che ogni dittatura impedisce il vero sviluppo, un vero avvenire migliore del proprio popolo, della propria gente. Per cui Al-Sisi si ripresenterà per la 3ª volta, succederà in Ghana,
E non parliamo del nostro Togo, noi siamo vissuti sotto una dittatura per 50 anni. In Gambia, questo è il vero. Adesso il dittatore che è nato in Gambia dopo 30 anni. Là dove c'è democrazia, la ricchezza allora diventa una fortuna, altrimenti è un'autentica disgrazia, veramente un'autentica disgrazia per le popolazioni. Io ho visto questo in Ciad. Il Ciad sperava con la scoperta del petrolio di poter fare meraviglie. È stato un disastro ancora più grande delle altre popolazioni, quindi la Francia interviene subito, vero? Per impedire che il presidente del Ciad, roba di questi giorni, sono andati a bombardare, vero, la colonna di ribelli che avanzava verso il Djamena. Ma è così, perché la Francia è veramente la padrona di questi paesi, proprio perché è legata da accordi spesso segreti di ordine militare, quindi niente cambia se la Francia non vuole. Poi quando queste democrazie esprimono un presidente non eletto dal popolo, e la Francia prende atto. Ecco, a questo proposito abbiamo preparato un servizio proprio su quello che sta succedendo tra Ciad e Libia in particolare, perché sappiamo che il confronto tra Italia e Francia è un confronto conflittuale proprio per la Libia. Ascoltiamo. Mentre Italia e Francia litigano per i migranti e i gilet gialli, Macron riapre l'azione militare in Libia per allargare il controllo dei territori e delle risorse energetiche. Nelle ultime settimane sono ripresi gli scontri nel sud della Libia, con una situazione che continua ad essere fuori controllo. A gennaio l'esercito nazionale libico, guidato dal generale Haftar, sostenuto da Macron, ha portato alla conquista del capoluogo regionale, Seba, e del principale sito petrolifero libico, Sharara, in Tripolitania. I Mirage di Parigi invece sono intervenuti a sorpresa al confine tra il Ciad e la Libia per bombardare una colonna di mezzi di non ben precisati ribelli infiltrati dal sud della Libia. A 8 anni dalla morte di Gheddafi, Macron continua dunque nell'azione per il controllo dei siti energetici, andando però a penalizzare gli stessi interessi del nostro paese. Il sito di Sharara si trova infatti nel mezzo delle 2 roccaforti estrattive di Eni in Libia, i campi Al-Wafa ed Al-Fel. Sharara è fermo dallo scorso dicembre ed è gestito da Acacus, una joint venture che riunisce il colosso libico NOC, la spagnola Repsol, la francese Total, l'austriaca OMV e la norvegese Statoil, con una produzione di circa 315.000 barili al giorno, a fronte di una media nazionale giornaliera di 1 milione. La guerra fra Francia e Italia, non solo diplomatica, continua. Cosa dice? Confermo che è così, una guerra che non finirà disgraziatamente così in fretta, però è vero, cioè è sempre più evidente che i francesi difendono i loro interessi in Africa, e anche là dove insomma avrebbero potuto lasciare l'Italia, se non altro per un passo. Sì. Ma la stessa cosa era già avvenuta in Tunisia. Eravamo più numerosi noi italiani quando i francesi hanno fatto della Tunisia una loro colonia. Certo. Conosco i tunisini, ma non gli stanno molto simpatici i francesi, hanno più simpatia verso gli italiani, però sono obbligati a avere rapporti. E quindi è normale che anche i senegalesi scelgano l'Italia. Questo, lo dico al nostro amico, mi fa anche piacere, perché vuol dire che questi africani sentono in noi una certa simpatia per la loro, sanno che siamo stati poveri anche noi. Che questo non impedisce di sognare però un avvenire un po' migliore. Ecco. Leggiamo anche questo messaggio: guardate che al mondo siamo in troppi, si sta cercando di togliere benessere per ridurre la popolazione globale, il pianeta non regge questo sovrappopolamento. Non credo molto a queste teorie qua, neanche. C'è una maldistribuzione di risorse più che siamo in troppi nel mondo. E poi, poi tornando al tema di prima, non c'è solo l'Africa dove le guerre si giustificano spesso, anche perché c'è un problema di comunicazione. Noi ogni tanto ci dicono che bisogna andare a bombardare qualcuno, Assad, Gheddafi, c'era prima Saddam Hussein, cioè è sempre per nobili principi, perché quello che ci dicono i media, anche la comunicazione occidentale, è molto, io ho avuto modo di vedere e constatare su dei fatti concreti come sia tutta pilotata, perché si cerca prima di creare il problema, è sempre un problema umanitario, si usano immagini spesso fake news di gente sofferente perché bisogna andare là e aiutarli, quando invece il vero obiettivo è sempre di carattere economico. Dove non c'è petrolio, dove non ci sono risorse, uno può morire anche di fame e nessuno interessa
niente, non c'è nessun esercito che si muove, nessuno va a bombardare nulla. E questo è un dato di fatto. Pensiamo che la Siria, tanto per aprire a nuovi temi non solo dell'Africa, la Siria, perché bisognava andare a destituire Assad, che comunque come era prima, perché c'è una condotta di petrolio, bene o male. La Siria è il luogo dove transita dei pipeline che dalla Mesopotamia, Iraq eccetera vanno verso il Mediterraneo, e lì ovviamente qualcuno ha voluto mettersi il controllo sopra di queste, e questo è il vero motivo. Poi tutto il resto è fiction, immagine, il resto è fiction, sappiamo benissimo quanto sono pagati scassi blu, ma no, genocidi che me lo vanno a dire ai curdi, che finanziati e resto, ci sono movimenti di ribellione finanziati da false ONG, pagate il tuo amico Soros ad altri, c'è tutto. Lo stesso l'Ucraina, c'è stato un golpe in Ucraina, c'era un governo legittimamente votato, hanno iniziato manifestazioni per fare un golpe, perché ci sono sempre motivazioni, e c'è sempre la Russia ha invaso la Crimea, la Russia ha invaso la Crimea, io in Crimea ci sono, vedi che sei informato, chi è che ha invaso l'Ucraina? Posso dirvi una cosa, in Crimea si vado una volta ogni 6 mesi e ho parlato con la gente, nessuno si sente invaso, hanno votato l'80% punti, nessuno si sente invaso, tutte fake news che voi state, ma lo Stato autonomo, ma quale lo Stato autonomo? Studia la storia, la Crimea fa parte da 40 anni studia la storia, non sei mai andato, la Crimea faceva parte fino all'altro ieri dell'Ucraina, sono arrivati i carri armati russi, non è mai arrivato un carro armato, vedo che vedi la con le navi al Mar io voglio chiarire questo è l'esempio della disinformazione che c'è stato un referendum, hanno votato. Abbiate pazienza un attimo, che chi ha interesse non li conosce, non lo riconosce. Nessun paese ha riconosciuto la Crimea. No, scusa, abbi pazienza. Abbi pazienza. Scusa. Basta? Basta? No, basta. No, basta. Sta zitto. Se no non riusciamo. Abbi pazienza. Vedi che il petrolio ti fa scaldare? No, il petrolio. Scusa. Ascolta, ti ho ascoltato fino adesso. Adesso stai zitto. Sì, volentieri. Vabbè. Che cosa ha scatenato questa cosa banale? Il petrolio, perché la Siria, il problema della Siria, sì, è vero che ci sono popolazioni eccetera, ma queste vogliono il petrolio che sta sotto i loro piedi. Per dire che Assad era un stinco di santo, scusa, se noi, allora, non è il problema se hai ragione tu, o ha ragione lui, o ho ragione io. Il problema è che a casa non capiscono niente, quindi abbiamo fallito la trasmissione. Allora, la Siria è una creazione franco-inglese dopo la caduta dell'impero ottomano. Hanno preso un righello, hanno fatto, se vedete i confini sono fatti perfettamente con un righello, e hanno fatto delle nazioni appositamente dividendo i popoli, in maniera che all'interno di questa nazione ci fosse un conflitto continuo. E siccome Roma insegna, divide e timpera, quindi l'instabilità nasce da questo. Poi l'altro gioiello che hanno inventato i francesi e gli inglesi, e noi gli abbiamo dato una mano anche, metto al governo il rappresentante della minoranza che comandi sulla maggioranza, quindi sarà un governo instabile, ci sarà un conflitto totale, se un sunnita è in minoranza lo metto al governo di una popolazione a maggioranza sciita e viceversa, come sta succedendo in Siria. Ho risolto il problema, perché se devo andare a rubare li metto uno contro l'altro, e mi invento pure e finanzio pure la jihad, finanzio tutti i movimenti rivoluzionari medio orientali e africani, perché mi stanno bene, perché la Francia, quello che non è stato detto stasera, che sta finanziando sia l'uno che gli altri. In Libia sta finanziando tutti e due, è esattamente quello che faceva Roma.
quando avevo due popolazioni barbare finanziava l'uno e l'altro, quando uno era troppo forte finanziava l'altro che lo scavalcava. E cosa facevano a Roma? Il capo dei barbari veniva accolto, abbracciato a Roma, gli dava una bella villa e campava la sua vita bello e tranquillo, la sua soddisfazione ce l'aveva, il resto del mondo lo gestiva Roma. La stessa cosa ha imparato la Francia sta facendo la stessa cosa. Che poi a capo del governo ci sia un pagliaccio, ma a capo dell'esercito ci sia la Francia, mi pare che insomma è come se i francesi avessero i loro generali che gestiscono l'esercito italiano. Che cosa vuoi parlare? Di nulla. Allora questo a me interessa dirlo non per convincere te o le persone che sono qui presenti, per far capire ai telespettatori come sta funzionando questo meccanismo, perché noi vorremmo arrivare da un'altra parte del mondo, vorremmo arrivare in Venezuela. In Venezuela sono 20 anni che nessuno aveva niente da dire, sì, qualche borbottio, ma andava bene così. Adesso improvvisamente questo governo non funziona, non è che non funzionava funzionava meglio prima, è un governo che andava comodo a un certo tipo di multinazionale, adesso evidentemente non funziona più perché non torna più il conto nelle tasche di qualcuno, allora immediatamente diventa cattivo. Esattamente come Gheddafi, che improvvisamente diventa la persona da bombardare. Ma non è che Gheddafi fosse il re della democrazia libica. Era lì e veniva tenuto lì apposta e doveva fare il tiranno, perché l'instabilità era la situazione più importante e si sono inventati di tutto contro Gheddafi per destabilizzare il suo potere e metterlo in condizione di fare dittatore. Dopodiché, quando è stato il momento, abbiamo visto cosa hanno fatto i francesi e cosa stanno facendo. In questo momento stanno bombardando la Libia. In questo momento stanno bombardando la Libia. Allora bisogna che ci ragioniamo sopra. Hai ragione in parte tu, perché sono talmente tante le contraddizioni in Africa che non c'è uno che dicendo qualcosa può sbagliare, perché i francesi sostengono una parte e l'altra della Libia e poi stabiliscono a chi dare più peso e a chi darne meno. Questo è il punto. Cosa ne dice? La nostra discussione evidentemente dice quanto le cose siano più complesse e le vorremmo semplici. Secondo me c'è anche il problema di non capire noi la Francia con la sua mentalità imperiale. Noi grazie a Dio non lo siamo mai stati, noi italiani, però la Francia ha una lunga tradizione, non di democrazia, vero? Ma di impero, e non l'ha mai voluto lasciare, mentre l'Inghilterra in qualche maniera ha lasciato un po' andare le sue colonie, gli bastava la lingua, e la lingua inglese è stato veramente il loro Commonwealth, era finalmente soltanto la lingua, ma ai francesi interessava avere anche l'emprise sulle loro colonie. Io credo che in Libia stiano i francesi rivelando quello che sono realmente e quindi vogliono veramente metterci la mano sopra. Allora libertà, fraternità, egalité sì, queste sono vale solo per la Francia, vale solo per la Francia, gli altri no. Sono scritte solo sui municipi e vale solo per i francesi. Ma sappiamo tutti, vero, che il loro desiderio evidentemente di cooptare almeno l'elite africana nella loro storia è fallita, la storia delle banlieue e tutto questo jihadismo presente in Francia. Credo che li stia interrogando loro stessi, perché poi un po' stanno pagando i loro errori, vero? Non è che stiano trionfando, però rimane questa mentalità di conquista quindi queste loro ex colonie, vero, non saranno mai libere come lo sono paesi come la Nigeria, come il Sudafrica, come l'Uganda, ecco. Anche se evidentemente la presenza di dittatori per me è un vero ostacolo allo sviluppo dell'Africa e a sognare un'Africa più bella di quella che vediamo sotto i nostri occhi, ma non vorrei che fossero le immagini negative che rimangono nella memoria dei nostri telespettatori, perché c'è anche un'Africa bella, c'è anche un'Africa che vive in pace, c'è anche appunto una Costa d'Avorio che crede nella riconciliazione. È una parola difficile, anche per noi credenti usarla, vero? Perché c'è tanto odio
Il vescovo che intervistava, il vescovo di Uvira nell'est del Congo, diceva che la guerra di Kabila non è ancora finita dopo 20 anni. Quindi noi vogliamo comunque sognare come ha sognato il nostro fondatore, vero? Sapeva che cos'era l'Africa dell'Ottocento, però sognava un avvenire splendido per questo continente e noi continuiamo a sognare al di là della stessa evidenza. Ecco, in questo momento in Africa c'è un fattore aggiuntivo, che è la Cina. Stavo per dire, i nuovi colonizzatori economici, la Cina, la Russia, la Germania, sono certo, i nuovi colonizzatori. Noi abbiamo, ci siamo un attimo in quest'ultima parte, diciamo, di questa nostra disquisizione sull'Africa, abbiamo focalizzato un attimo l'attenzione sulla Cina e in particolare sul Corno d'Africa, giusto per dare un esempio di quello che ha fatto la Cina in questi ultimi anni. Lo abbiamo sintetizzato con questa grafica, se la regia la può proporre, la vediamo assieme. Investimenti miliardari, eccolo qua, sul Corno d'Africa. Allora, è stata realizzata questa ferrovia tra Addis Abeba e Djibouti, sono 700 km di ferrovia elettrificata, credo, tra l'altro. Spesi più o meno 4 miliardi, perché poi con questi soldi poi c'è stata anche la modernizzazione di Porto Negad, appunto sempre a Djibouti, l'apertura dell'aeroporto internazionale, è stata fatta anche una base militare a Djibouti, diciamo che ci sono tutti a Djibouti, dopo spiegheremo anche perché, ma quella cinese è quella più, come dire, consistente, sono 10.000 militari. Poi comunque il programma è per il 2020, adesso non so che punto siano precisamente, di realizzare questi 22.000 chilometri di strade per collegare Etiopia, Eritrea, Djibouti, Uganda, Kenya e Tanzania. Allora, la posizione strategica di Djibouti chiaramente è importantissima per la Cina, perché nel suo progetto, chiamiamolo così, di espansione commerciale, la famosa la via della seta, che in questo caso ha poco a che fare con Marco Polo, Marco Polo non è passato, però allora capiamo come il porto... È tornato di là. Il porto di Negada diventa strategico, il controllo dello stretto per entrare nel Mar Rosso, ricordiamo dall'altra parte c'è appunto lo Yemen, è strategico, le strade e le infrastrutture sono strategiche per portare le materie prime e poterle quindi diciamo così, commercializzare. Un altro aspetto della Cina in Africa è quello anche culturale, perché la Cina ha investito alle università, ci sono gli insegnanti di lingua e cultura cinesi, sono stati investiti ad esempio solo in Tanzania 40 milioni di dollari, 20 milioni per sostenere lo studio, diciamo, africano e 20 milioni per l'istituto Confucio, no? Sono state aperte più di 50 sedi, questo in Tanzania, sono 50.000 studenti che studiano il cinese. Perché? Perché la comunicazione, la lingua è il problema principale per Ruggini. Sì, no, io non demonizzerei comunque alla fine tutto questo, perché pensiamo ad esempio anche all'Unione Europea. Cioè l'Est Europa, quando stava per entrare nell'Unione Europea, penso alla Polonia, all'Ungheria, alla Slovenia, all'ex Jugoslavia, abbiamo costruito, grazie ai finanziamenti europei, migliaia di chilometri di strade. Prima parlavano il russo nell'Est Europa, in Polonia, adesso parlano l'inglese, parlano nelle università, nelle scuole. Per carità, è un parallelismo un po' forzato, però dove c'è cultura, dove c'è investimento in sviluppo, in cultura, è ovvio che la Cina fa la sua parte, quindi insegna il cinese e sicuramente poi anche in termini economici avrà il suo riscontro, però pensiamo appunto all'Est Europa. Che cos'era l'Est Europa? Oggi l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, l'Ungheria sono paesi che crescono al 4% di economia e ciao Italia tra qualche anno se continua di questo passo. Quindi ripeto, io non andrei a demonizzare tutto, cercherei però anche di ovviamente capire
in un sistema di esatto, perché qual è il disegno? Qual è il disegno, però ripeto, senza demonizzarlo, perché comunque una politica anche senza dazi, di libero scambio, fa bene a tutti a prescindere, fa bene anche al caro ministro Matteo Salvini, che parlava tanto dell'olio tunisino ma che alla fine non si è minimamente sognato di mettere in discussione. A parte che non vorrei andare, io vorrei rimanere sulla questione cinese, perché tanto protezionismo alla fine non fa bene a nessuno, non fa bene, sì, e non fa neanche bene a chi per primo lo proclama. Volevo chiedere le sanzioni che qualcuno degli europei stanno imponendo alla Russia non fanno bene alla nostra economia. Ma voi avete detto non andiamo avete votato a favore della proroga. Il governo italiano ha votato a favore della proroga. Io non critico a questo, non è che non critico il governo italiano. Ma io volevo tornare sulla Cina, scusa, perché l'ho criticati perché il fatto che devono togliere, ma queste qua sono volute, queste sanzioni, su motivazioni inesistenti, compreso la presunta occupazione della Crimea. Come dire che la Crimea è una mercato c'è la gente che muore quotidianamente. Ma cosa vuoi? Ma parliamo della Cina in Africa. Faremo un'altra puntata sulla Crimea e Donbass. Abbassiamo di cose che non conosci. Scusate, chiudiamo i microfoni. Prego, ci vuole dare una testimonianza della Cina in Africa. Allora, della Cina in Africa, quello che io ho visto sono degli edifici, normalmente edifici appariscenti, come il Parlamento, gli stadi, tutti fatti con lo stampino, tutti uguali. Ho visto fare delle strade, cimenterie, fatte con un costo ridotto, anche perché era quello che si diceva, non sono andato a verificare, che a parte i tecnici bravi, poi altra manovalanza erano i prigionieri politici, quindi che venivano mandati lì con 4 soldini e un po' di prostitute. Questo l'ho visto in Congo, l'ho visto anche in Benin, quella cementeria in Togo, e quindi vedevamo questi cinesi. Però mi sembra che il progetto, ed è qui che vorrei trovare una conferma, che praticamente la Cina stia cercando di fare, viene chiamato così, il quarto polo economico. USA, Europa, Russia, Cina, Africa. Quindi la colonizzazione non è di andare a prendere e portare via, ma le materie prime trasformarle sul posto, che c'è anche meno costo di trasporto. Quindi e sembra che i capi di Stato africani riuniti quando è stato l'anno scorso, qualche mese fa, ce n'erano 50 capi di Stato presenti e hanno fatto questa proposta. Evidentemente la proposta, può ripetere la proposta per i telespettatori? La proposta di dire la Cina industrializza l'Africa, quindi le materie prime sono trasformate, cioè prendere il cotone e portarlo in Cina per portare giù le magliette è una cosa, fare le trasformazioni del cotone in magliette è un'altra cosa, e poi prendono sempre manovalanza africana, cioè quasi come nel contratto, cioè voi fate il lavoro, però non c'è date il lavoro alla gente, ecco. Quindi tu vedevi questi 3-4 cinesi e poi gli altri, gli africani che lavoravano, e questo sembra essere più gradito ai capi di Stato africani. Io questo lo dico così, però vorrei trovare conferma, ecco, cioè un po' come un'ipotesi. Hanno anche un altro problema i cinesi, il numero della popolazione da collocare, sicuramente io sento dire che hanno bisogno in Africa. Non ce l'hanno più. Adesso non ce l'hanno più perché con la legge di Mao Zedong che potevi avere solo un figlio ogni coppia, naturalmente. Adesso, attenzione, in questo momento hanno tolto questa legge e quindi hanno dato la possibilità, perché sennò era la popolazione che invecchiava più rapidamente al mondo. L'aspetto è questo. Io non vorrei fare una comparazione tra questo che noi chiamiamo in maniera
sprezzante colonialismo, e il nostro colonialismo invece che è quello che ha fatto le grandi cose. Cioè, io penso che si tratti di un altro colonialismo, evidentemente, neanche i colonialismi si ripetono nella stessa maniera, ma di sicuro la Cina ha guardato all'Africa quando ha cominciato a diventare una società capitalista e quindi avendo terribilmente bisogno di materie prime ha trovato che era così comodo averle in Africa, dove c'erano e si trattava solo di andarle a cercare. Quello che ha fatto. Poi naturalmente è stato subdola nel suo agire, subdola, furba. Io però mi preoccupo soprattutto per l'invasione dei mercati africani da parte dei prodotti cinesi. Questo sta provocando un vero disastro, secondo me, all'economia africana. Cioè come fa l'Africa a trovare la base del proprio sviluppo se riceve prodotti che sono pacottiglia, dico io, anche se a dire la verità qualche italiano ha approfittato dei prodotti cinesi per comprarli e proporli come made in Italy, perché bisogna dire tutte le cose. Noi italiani in Africa non siamo tutti così generosi come potrebbe sembrare, ma di sicuro questo aspetto secondo me è molto importante. Poi loro fanno tantissimo per i vari stati, quindi per i vari governi, facilmente prestano denaro, ma questo creerà un debito che non potrà non pesare sulla loro groppa come pesa il nostro, spero sulle future generazioni italiane, ma hanno di sicuro vinto una grande scommessa aprendo la loro base militare a Djibouti, dove ci sono i francesi, gli americani, ci siamo un po' tutti, e senza dimenticare che Djibouti è una colonia francese, questo piccolo territorio dell'est africano. Ma a proposito di cultura hanno finanziato anche il museo di arti a Dakar, per il grande museo, una cosa meravigliosa che dovrebbe accogliere le opere d'arte che noi europei, in particolare la Francia, abbiamo sottratto a volte manu militari ai poveri africani che ne avevano prodotte, che sono la loro ricchezza. Sembra che Macron abbia accolto l'idea di poter restituire parte di questo immenso patrimonio, perché si tratta di più di 100.000 pezzi d'arte, però almeno al Benin speriamo che lo possa fare, alcuni paesi con cui ha dei rapporti diciamo più normali. Ecco, la comparazione che mi viene così di getto è come è stato fatto il colonialismo dall'Europa in Africa e come l'hanno fatto i cinesi. Allora sicuramente i cinesi stanno lavorando per loro stessi e per avere dei vantaggi, ma diciamo che in questo momento non abbiamo visto né stragi né persone diciamo vessate o maltrattate. Ricordiamo che il Congo belga, il buon proprietario del Congo belga, che era appunto il re del Belgio, Leopoldo II, fece tagliare la mano destra a tutti i maschi adulti. No. Ma questo non si può dire nelle scuole, se no i bambini si spaventano e dicono ma forse in Europa le cose non andavano come dovevano andare. E questa civiltà di cui ci riempiamo la bocca sempre e questa cultura di cui ci riempiamo la bocca forse non è quella che ci meritiamo. Anzi, noi abbiamo distrutto l'Africa, abbiamo fatto la deportazione di milioni di schiavi, abbiamo arricchito l'America, perché l'America è diventata ricca solo perché c'erano gli schiavi negri, ma soprattutto una cosa, che i cinesi, che è un capital comunismo, stanno insegnando al resto del mondo come si possono fare le cose meglio. Non è che le fanno bene, ma un po' meglio degli altri, sicuro. Allora, il tempo è scappato via purtroppo e sicuramente ci sarebbero ancora tante cose da dire, noi torneremo anche su questo argomento. Allora, innanzitutto ringrazio i partecipanti a questa prima parte, allora grazie a Stefano Valdegamberi per essere stato con noi, grazie a padre Gaetano Montresor, grazie ad Alberto Ruggine, grazie a padre a Elio Boscaini, grazie per essere stati con noi. Adesso invece per i telespettatori un attimo di pazienza, un breve break pubblicitario e poi la nostra rubrica Memento, e questa sera parleremo di autonomia e anche di TAV. A tra poco.